In compagnia di mister Giaroni, al termine di questo pareggio, una partita intensa, siete andati 3 volte in svantaggio, ma caparbi siete riusciti a pareggiarla alla fine. Sì, la partita secondo me è stata una bella partita fra due buone squadre, anzi due belle squadre, perché anche sapevamo che il Trissino è una squadra molto forte, però penso che anche i miei ragazzi sera abbiano dimostrato che comunque ci possono stare tranquillamente in questo campionato, nonostante da più parti ci diano degli scarsi o quant'altro, però vabbè, fa parte del gioco. Però no, sicuramente è stata una bella partita, noi siamo stati bravi a rimanere comunque attaccati al match e non far scappare via il Trissino, perché sapevamo che se poi avessero preso magari un vantaggio un po' più ampio sarebbe stata un po' più dura. Quindi ai ragazzi ho detto comunque di mantenere la massima tranquillità e di restare appunto attaccati al match il più possibile, quello che poi è successo è un punto che mi soddisfa pienamente. Ora la prossima partita contro il Recoaro, una squadra fisica con più esperienza rispetto alla giovane età che ha la tua squadra. Che partita vedi? Ma vedo una partita come ho visto tutte quelle che abbiamo fatto finora e come vedo tutte quelle che ci rimangono in questo campionato. Sono tutte squadre molto forti, sono tutte squadre molto ben attrezzate. Il Recoaro tra l'altro ha delle vecchie conoscenze come Peripolli, come Greco, come Piroli. È una squadra molto esperta, sappiamo benissimo quali sono le sue caratteristiche e noi l'affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre partite finora, con la massima serenità, la massima tranquillità possibile, consapevoli comunque che anche noi abbiamo dei buoni valori da esprimere in pista. Poi è ovvio che le partite non sempre magari si ottiene il risultato che si vuole, però noi andiamo avanti per la nostra strada. Ti dico, guarda, sono molto soddisfatto di questi 13 punti fatti finora nel girone di andata. Manca una partita, vediamo di chiuderlo al meglio per poi ricominciare col girone di ritorno come abbiamo sempre fatto. Grazie mille. Grazie a voi, buona serata.